Qui nella zona dei manufatti andiamo di qua, siamo sotto i bunker. Fermati qua, Nubite. Questo, fermati qui, fai Platz. Lì c'è la porta aperta. Oh oh. Proviamo a entrare un attimo. Stai fermo, Nubi? Voglio vedere un attimo qua. Allora, guardiamo un po' se con la pila. Nubi resta lì, Riusciamo. Ragazzi. C'è una luce. È dal cancello chiuso. Lo so, però, a parte il fatto che c'ho anche il cane, ma io qua da solo non ci vado, perché sinceramente faccio la fine, fermo, di quel giapponese famoso dell'isola che era ancora in guerra col mondo. Ora queste solamente, guardate quante ce ne sono, cunicoli. Bravo Nubi, bravo. Ora andiamo, Quando il tuo padrone ha finito di fare l'idiota, andiamo a casa. Dai, dopo tanta fatica siamo arrivati ai manufatti. Ora guardiamo questo, cosa era. Un sacco di mattoni. E questa chissà cosa era. Non c'è scritto, a meno che non ci sia una targa da questa parte. Guardiamo un po'. Eccola qua. Questa era l'infermeria. Prima entravi ferito qua dentro o uscivi morto. Pericolo di crollo, vietato l'accesso. Questa era la casermetta del comando. Qui ci sarà stato un camino. L'hanno proprio abbandonato completamente. Poteva essere un museo questo, perché gente, questa è storia, la guerra dei nostri soldati, delle nostre truppe. Perché dimenticarsi tutto di queste cose qua? Per quale motivo? Qui c'è un'altra baracca. Qua dove dormivano. C'è stato un altro cammino.
scappatoi, questa è la lavanderia e la cucina. Il soffitto è stato transenato, rinforzato perché c'è veramente il pericolo che crolli. E questo era un magazzino. Dunque, abbiamo ripreso il sentiero per il ritorno, abbiamo lasciato da poco la località delle batterie. Ero deciso se andare giù a Punta Chiappa quando eravamo dai manufatti bellici e poi fare il sentiero più a mare che si ricongiunge a quello di San Rocco di Camogli, o tornare indietro come stiamo facendo. Sinceramente ho optato per la seconda soluzione perché era molto in discesa il sentiero che andava giù, una mezz'ora buona di discesa poco agevole, e sono quei punti di sentiero che è meglio fare quando non si è troppo stanchi, perché si rischia di farsi male. E ora piano piano ce ne torniamo a casa. Se quando eravamo alle batterie, invece di tornare indietro, avessimo continuato quel sentiero tutto in discesa che andava a Punta Chiappa, poi da Punta Chiappa saremmo arrivati da questa parte, perché questo è il sentiero che porta direttamente a Punta Chiappa. San Nicolò e Punta Chiappa. Dunque, se vi ricordate, questa mattina siamo arrivati da questa strada che è quella che conduce poi alla stazione di Camogli. Il sentiero che abbiamo fatto abbiamo potuto notare che era abbastanza ripido e abbastanza faticoso. Chi non volesse fare quel sentiero, arrivando col treno logicamente, e vuole arrivare con la macchina, ora vi faccio vedere dove poter posteggiare. Comunque, andando per questa strada si arriva poi a un posteggio. Attenzione, perché se uno pensasse di non posteggiare in questo piazzale che è a pagamento e venire a posteggiare in questa strada, c'è il pericolo di prendere la multa, perché ci sono dei giorni che non si può assolutamente entrare, perché è riservata a chi abita qua, ai residenti. Perciò chi viene con la macchina sappia che c'ha la spesa del posteggio, deve lasciare la macchina al posteggio, più o meno ci sarà un quarto d'ora di cammino a piedi, ma in piano. Poi arriva qui dalla chiesa, c'è l'ingresso della chiesa e l'inizio del sentiero che abbiamo fatto questa mattina. E ora riprendiamo la strada di stamattina al contrario e ce ne torniamo giù a Camogli alla stazione a prenderci il treno per Genova. Va bene ragazzi, anche oggi abbiamo fatto una bella scarpinata. Per chi non avesse mai visto questi posti ha avuto la possibilità di conoscerlo, e chissà che non le venga la voglia di fare una sortita un giorno da queste parti. Ci sono tanti sentieri in questo posto, il parco di Portofino è ricco di sentieri, sono tutti belli. Io prima di salutarvi vi chiedo la condivisione, sempre che volete, lo chiedo per favore, video che trovate nel mio canale, sui vostri social,
in modo che possano girare. Se vi è piaciuto il video un like, iscrivetevi se volete al canale e cliccate sulla campanellina per poter avere le notifiche quando inserisco un nuovo video. Vi saluto e ci vediamo alla prossima escursione.